Ben ritrovati dalla redazione. Un coltello sporco di sangue è stato rinvenuto nella zona di Piazza Garibaldi a Trieste ed è stato messo sotto sequestro da personale della squadra volante della questura giuliana intervenuto sul posto. A segnalarlo i militari dell'Arma del battaglione Veneto impegnati nei controlli d'area. Da parte degli investigatori non trapelano grandi dettagli, ma la certezza è che si tratta di un episodio che coinvolge nuovamente Rione a distanza di pochi giorni dalla violenta rissa tra giovani di origine straniera avvenuto nella serata del 5 febbraio. Denunciato dai carabinieri dopo una lunga indagine, il presunto colpevole del furto da migliaia di euro in una imbarcazione in sacchetta a Trieste avvenuto alla fine dello scorso dicembre. Si tratta di un 42enne straniero con precedenti specifici. I militari della stazione di Trieste Portonuovo, dopo gli accertamenti, hanno raccolto prove sul furto aggravato di reti e attrezzatura da pesca su una imbarcazione ormeggiata al pontile Istria. Sono stati così acquisiti elementi sul luogo dove si trovava la refurtiva, ovvero a bordo di una seconda imbarcazione ancorata in un'altra zona della sacchetta. In piena notte aveva rapinato di 140 euro, sferrandogli un pugno al volto che aveva provocato lesioni, un operaio di 40 anni dell'Alta Padovana che a Tombolo si stava appartando in macchina con una prostituta romena, poi risultata complice dello stesso rapinatore. Poche ore dopo, non contento, aveva ripetutamente contattato la vittima di cui la ragazza aveva il numero, minacciando di rovinarlo se non gli avesse consegnato un'ulteriore somma di 700 euro, richiesta che il malcapitato si affrettò a soddisfare il giorno seguente nella speranza di chiudere una volta per tutte la vicenda. Le minacce però non erano finite perché i due complici continuarono a perseguitare l'operaio costringendolo a consegnare loro ulteriori 4.000 euro. Le richieste cessarono solo quando il malcapitato si era deciso a denunciare tutto ai carabinieri. I fatti erano avvenuti tra maggio e giugno del 2015. Fincantieri ha consegnato ieri alla TUI Cruises joint venture tra TUI AG e Royal Caribbean Cruises la nave da crociera Mein Schiff Relax, prima di due unità classe Inulsion di nuova concezione dual fuel, gas naturale liquefatto LNG e marine gas oil MGO. La seconda unità gemella di quella prenderà il mare a metà 2026. La consegna è avvenuta nel corso di una cerimonia tenutasi a bordo nel cantiere di Monfalcone, Gorizia. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata: cielo variabile, nuvolosità in aumento con cielo che in serata diventerà coperto, quando sarà possibile qualche debole pioggia sparsa su bassa pianura e costa. Temperature minime in pianura fra meno 1 e 2 gradi, sulla costa fra 4 e 7, le massime in pianura fra 11 e 14, sulla costa fra 10 e 12 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.